ti parlo dalla Clia Cruise Europe da Genova, sono Angelo Martinengo, inviato speciale di Videogram Truman TV di Monte Carlo per la Ligurian Grand Tours. Alla Clia Cruise Europe intervistiamo il dottor Davide Falteri, vicepresidente nazionale Federlogistica, consigliere delegato ai nuovi investimenti del Comune di Genova. Dottor Falteri, dopo il suo intervento significativo oggi al CLIA, qual è il suo primo commento in generale su Clia Cruise Europe per la prima volta a Genova? Siamo molto contenti perché per Genova il CLIA rappresenta una grandissima opportunità, fortemente voluta dalla nostra amministrazione e fortemente voluta da tutti quelli che sono gli operatori del settore. Genova si sta candidando sempre di più a diventare un hub mondiale per l'approvvigionamento delle navi e noi dobbiamo far sì che questo avvenga perché è un'opportunità sia per il mondo della logistica, sia per il mondo dell'industria, sia per il mondo del cruise e soprattutto per il nostro porto dove chiaramente questi investimenti infrastrutturali che hanno costi ingenti devono poter dare i loro frutti. Oltre a Clia e la crociere, ci aggiorni complessivamente sulla internalizzazione nel mondo e dei progetti di Genova e perché sarà più competitiva? Assolutamente, questo è proprio il tema, nel senso che Genova deve diventare sempre di più una città che guarda al mondo e quindi sempre di più una città internazionale e questa volontà di renderla sempre più internazionale c'è all'interno della nostra amministrazione ma c'è soprattutto all'interno di quelli che sono gli operatori, no, del settore che già di per sé sono globali internazionali perché stiamo parlando dell'asset principale che è legato alla portualità, alla logistica e allo shipping. Bene. Il pubblico e il privato devono collaborare per far sì che tutti i progetti di adeguamento infrastrutturale fisico, ma soprattutto digitale, permettano di utilizzare degli standard internazionali di interoperabilità dei sistemi informativi e di dematerializzazione di quelli che sono i documenti, per far sì che tutte le attività che avvengono a Genova possano essere interconnesse con il sistema mondo. Questa è una grande opportunità che Genova deve cogliere e la CLIA chiaramente oggi ricorda a Genova che le potenzialità che ha sono davvero grandi. Ce lo ricordano gli armatori che sono presenti chiaramente con tutto quello che riguarda l'opportunità legata alle navi da crociera, ce lo ricordano i supplier, ce lo ricordano tutti gli operatori logistici di diverse dimensioni che sono qui presenti al CLIA e che comunque operano a livello locale ma anche a livello internazionale. Quindi benvenuta CLIA e ci auguriamo di poterla di nuovo ospitare qui tra 2 anni. Bene, bene, io sono onorato di averla conosciuta e spero veramente che anche Monte Carlo possa fare di più per uomini come lei. Un'ultima domanda, quali saranno i progetti e le infrastrutture che in questi anni porteranno Genova ad essere più competitiva nel mondo, tra le quali ovviamente la nuova diga del porto e i prossimi collegamenti ferroviari con Nord Europa e Genova? Allora, sicuramente la nuova diga è un grande investimento, stiamo parlando di 6 km di diga con un fondale che tocca delle profondità di 50 metri, quindi un'opera ingegneristica molto importante, costosa, chiaramente ambiziosa ma necessaria perché il nostro porto chiaramente deve permettere di ospitare le grandi navi che sia per lunghezza che per larghezza devono poter entrare in modo sicuro all'interno del nostro porto e questo lo si può fare solo se si fa un adeguamento infrastrutturale importante come la nuova diga e anche una parte di ribaltamento a mare che permetta di guadagnare spazi all'interno del porto che ovviamente per una conformazione orografica non possono essere sottratti alla città. Poi abbiamo il terzo valico perché tutta la parte di connessione ferroviaria con l'alta velocità che collega Genova con il nord Italia ma anche con il Basso Piemonte ci può permettere di pensare a un dry port nel Basso Piemonte necessario per uno sviluppo portuale ma anche un collegamento per quello riguarda la parte dei passeggeri, la parte cruise ma anche delle persone che possono scegliere intanto di vivere a Genova e di essere interconnesse con la Lombardia e con Nord Italia in modo molto sicuramente più rapido di quello che è adesso, ma soprattutto possono permettere alla portualità di avere una connessione con tutto quello che riguarda la rete interoperabile ferroviaria e tutti i progetti TEN-T che a livello europeo permettono di aumentare quello che è il potenziale logistico di un porto come il nostro e dei poli logistici adesso collegati. Quindi sicuramente l'infrastruttura fisica,
unita anche a quella che è l'infrastruttura digitale, perché non dimentichiamo che noi ospitiamo 4 cavi internet che arrivano dal mare, che collegano più di 30 paesi nel Mediterraneo, e ospitiamo una landing station. Cosa vuol dire? Vuol dire che Genova è anche attrattiva per tutte quelle imprese tecnologiche che decidono di operare utilizzando i dati internet, e questo chiaramente ce lo insegna la storia degli ultimi tempi, che il binomio digitalizzazione e logistica portano lontano, e quindi forza Genova, forza Clia, e ci auguriamo che tutti gli sforzi che tutti gli operatori pubblici e privati stanno facendo insieme possano essere ripagati. E grazie a voi per tutto il lavoro che state facendo, per il supporto, perché avere veramente realtà come la vostra che ci supportano e che raccontano quello che facciamo è un modo per condividere il pensiero che non sempre ho scontato, soprattutto il pensiero tecnico, e poterlo diffondere per noi è una grande opportunità. La ringrazio. Io voglio fare un'ultima domanda, una domanda che va un po' al di fuori, diciamo, del contesto odierno, ma soprattutto il contesto internazionale, il contesto della donna. Recentemente c'è stata la festa della donna, è stato un bellissimo performance che abbiamo fatto al Teatro Carlo Felice qui di Genova, e volevo chiedere così, per curiosità, non so se lo sappia o meno, ma quante donne nella logistica e in tutte queste iniziative che state portando avanti sono potenzialmente disponibili e sono già operative? Fortunatamente stanno aumentando, anche se la prevalenza è maschile nel mondo della logistica, però fortunatamente anche la scuola, soprattutto anche l'ITS, che oggi sono veramente realtà molto efficaci dal punto di vista di inserimento nel lavoro, perché subito dopo chiaramente la formazione superiore permettono, dopo un percorso di 2 anni, di essere inseriti realmente nel mondo industriale, senza togliere nulla alle università che danno una preparazione accademica sicuramente più elevata, però anche l'opportunità per i giovani ragazzi e le giovani ragazze di trovare lavoro sicuramente è importante, perché è un settore che è alla ricerca di risorse umane, e qua vediamo una tendenza delle quote rosa a interessarsi del mondo della logistica, e questo ci fa ben sperare, perché sicuramente possono portare la loro visione strategica e organizzata all'interno di questo mondo che davvero ne ha bisogno. Certo, professionalità e sensibilità delle donne sono sempre benvenute. E a nome appunto di Videogram Truman TV di Monte Carlo per il Ligurian Grand Tour, la ringraziamo, dottor Davide Falteri, e speriamo di averla nostra ospite prossimamente. Noi comunque rimarremo in contatto per ulteriori sviluppi che stiamo già intravedendo. Grazie a lei, dottor Mardinengo, e un saluto a tutti gli amici di Monte Carlo. Vi aspettiamo a Genova. Grazie ancora. Buonasera a tutti e grazie per l'ascolto. Le rivoluzioni sono processi lunghi e complessi, ma sono sempre innescate da piccoli ma significativi cambiamenti. Il mondo di oggi evolve, muta e si trasforma con una velocità mai vista in precedenza. Il cambiamento può essere rischio od opportunità, instabilità o ricerca di nuovi assetti. Evidence è cambiamento, evidence è rivoluzione, evidence è il primo passo per innovare il mondo della logistica e dell'advertising, proponendo lo Smart Container ISO. Dall'intuizione di Angelo Martinengo e Giorgio Perrino, che da decenni proponevano di utilizzare i container come vettori pubblicitari, si è arrivati, grazie all'apporto di Lorenzo Zeppa, alla nuova proposta dello Smart Container ISO. L'intuizione è quella di trasformare la struttura del container marittimo tradizionale mantenendo gli standard ISO. Le grandi pareti laterali saranno riviste e implementate con sottilissimi schermi OLED, portati da un pannello trasparente antisfondamento trattato con del gel di silicio amorfo, per rendere la superficie fotovoltaica. Evidence Display è la piattaforma digitale online che vende e gestisce gli spazi pubblicitari, consentendo agli inserzionisti di costruire e controllare le proprie campagne pubblicitarie nel mondo. Il software controlla da remoto gli schermi e ne comanda le impressioni in base agli ordinativi pubblicitari. Evidence. Logistic and ADV run together.